Amici di Strano Amor Siciliano, ciao a tutti. Finalmente siamo sulla rubrica del colpo di fulmine. Il colpo di fulmine, amici miei, è una rubrica molto particolare perché intervisteremo praticamente una ragazza che cercherà la sua anima gemella, ma che purtroppo non è riuscita fino ad oggi a trovare il suo tipo ideale. E noi col colpo di fulmine speriamo, insomma, di poterla aiutare in questa sua scelta. Vi presento questa sera Elisabetta. Elisabetta ha 25 anni e fino ad oggi appunto non ha trovato la sua anima gemella. Signori, Elisabetta. Ciao Elisabetta. Ciao, come a posto? A posto. Allora dimmi Elisabetta, Sì. tu che fai nella vita? Studi, lavori? No, purtroppo non lavoro perché ero militare, sono scesa qua e sono in cerca di lavoro, ecco. Sì. E che tipi di lavori hai fatto in passato? Allora, io ho lavorato come banconista in un self-service, poi in una fabbrica di abiti, come commessa, questi qua, ecco. Niente, ora Allora teoricamente saresti anche in cerca di lavoro. sì. Per cui amici telespettatori, se qualcuno magari vorrebbe offrire un lavoro qui alla nostra Elisabetta, può anche telefonare anche per questo ai nostri numeri telefonici. Allora dimmi Elisabetta, quali sono i tuoi hobby? I miei hobby sono ballare, ho praticato anche arti marziali, quindi mi piace appunto praticare arti marziali, leggere, scrivere, questi qua. Che tipo di arti marziali? Ho fatto karate e difesa personale. Aia! Ecco. E poi? No, niente. Non è che hai praticato la box pure, no? No, soltanto. Solo arti marziali, Sì, fortunatamente. arti marziali, sì.
sempre persone sbagliate. Sbagliate. Sì, sì, tutti. Che si approfittano di te magari. Bravo, sì, pensano magari una cosa e poi vedono che sono tutt'altro, ecco, questo qua. Esatto. E come passi il tempo nella giornata? Allora, io vado a mare. Questo, Ti piace il mare molto? Sì, mi piace il mare, leggo, scrivo poesia, vado al cinema perché mi piace molto il cinema. Queste qua, le cose che fanno di solito le persone. Credi nell'amore? No, Non ci non credi? ci credo, perché ho avuto tante delusioni. E allora nel colpo di fulmine ci credi? Ma speriamo, sì, quello sì, perché mi è capitato in passato. Di avere magari una cotta istantanea Sì, per un subito. ragazzo? Ed è durata nel tempo. Ed è durata. Ecco. Solo che ora da molto tempo che praticamente questo non succede più. Sì, sì, da febbraio. Da febbraio. Sì. Allora ti sei rivolta a noi appunto per vedere se è possibile Infatti speriamo. che succeda il famoso colpo di fulmine. Esatto. Allora ascolta, che cos'è che ti colpisce in un ragazzo? In un ragazzo, allora innanzitutto l'aspetto fisico, sarei stupida a dire il contrario, il carattere. Certo. Presente, prima l'occhio vuole la sua parte, l'aspetto fisico e il carattere, perché Certo. una persona può essere un bel ragazzo e il carattere è negativo, mi è capitato tante volte. E poi lo sguardo, il modo di parlare, io amo il ragazzo che ti parla in italiano, io lo amo, giustamente. Certo. E niente, i modi di fare, la gentilezza, quello che oggi purtroppo, Manca. ecco, bravo, questo qua. E quanto dovrebbe essere alto questo ragazzo? Almeno 1,90 m, 1,95 m. Quindi lo vuoi abbastanza lungo? Vabbè, anche 1,85 m va bene, dai. Ci contentiamo allora di 1,85 m. Di occhi dovrebbe avere, Deve essere moro. cioè i capelli deve essere scuri, Sì, sì, anche gli occhi. Magari moro, i capelli scuri e occhi verdi, dai. con uno sguardo magari mediterraneo. Sì, sì, infatti, sono i migliori. E fino ad oggi tu non hai incontrato il tuo tipo ideale, No, purtroppo. completamente. No, no, niente. Va bene amici, abbiamo conosciuto Elisabetta, una splendida ragazza, direi di 25 anni che fino ad oggi non ha potuto incontrare la sua anima gemella. Noi di Strano Amore Siciliano questa sera siamo qui a Mondello, cercheremo di realizzare il suo sogno. Ora andremo insieme ad Elisabetta a fare un giro in piazza qui a Mondello per vedere se c'è qualche ragazzo in particolare che le possa piacere. Dopodiché noi cercheremo di contattarlo e di far spuntare, se è possibile, il famoso colpo di fulmine. Ma venite con noi. Allora Elisabetta, noi facciamo finta di niente. Ok, infatti. Tu mentre guardi, Sì, se c'è qualche ragazzo che ti interessa, va bene. mi dici, basta che mi fai il segnale, mi dici magari. Hello?
tunisini qua. Infatti, Molti tunisini. non è il caso. Con gli occhiali? Alto quello senza capelli? Sì, non so. Ah? Ci fermiamo, facciamo finta di niente così lo guardi? Per vedere se. Aspetta, Ah? gli occhiali per cosa è? Sarebbe quello senza capelli Sì. con gli occhiali. Esatto, che Però gli un girano po' praticamente. Però, Oddio, che dici? non lo so. Per niente e niente meglio niente. Ah? Sì, questo qua. Ah, È brutto. Mamma mia. Guarda la gente. non l'avevo visto bene. E Deve basta. essere 1,95. Ah, a me non è 80, dai, un po' più alto di me. Ma ci contentiamo di 1,80 allora. Infatti, ma magari carino. Ah. Ma qua manco quello c'è carino. Sono tutti brutti, non mi colpisce nessuno. Madonna. Questa come ti sembra sulla destra? Ma insomma è le cosce grosse, non mi piace. No, no, no. Che brutto. Ecco. Questo che sta litigando con la bici come ti pare? Ah! Cioè mio padre in confronto sembra più piccolo. No, non mi piace, mamma. Qua vediamo al lido. Dici? Ok. Magari diamo Prima le devo un'occhiata. levare lei. Allora tu mentre guarda. Io guardo, mi viene da piangere. Questo come ti sembra sulla destra? Sì, ma sei fidanzato qua, questo è carino con costume nero. Possiamo vedere se è fidanzato. Sì, forse è fidanzato, quella bionda forse era fidanzata. Forse, non lo so. Quindi, quello puoi provare, non lo so, io dove mi nascondo ora. Lo devi dire tu, se tu sei convinta. Sì, è carino. Allora, sulla destra, col costume nero, vedi? Vicino l'ombrellone, praticamente l'ombrellone arancione, si sta toccando i capelli per il momento. Lo vedi? Si sta toccando i capelli, per ora è in stand by. Per il momento è in stand by. Ora si sta toccando di nuovo i capelli. Che deficienza. Secondo me se li tocca troppo questi Ma capelli. questo ha capito, si fa Tu la dici? passeggiata, sì. Guarda, Maria che deprema. Guarda Angelina Jolie come si mette le labbra. Ma che fa? No, mi pare troppo narciso. È carino. Maria, quelli guardano male la famiglia. Scappiamo. Che facciamo? Con questo sguardo da mandingo che c'ha. Mamma, guarda la famiglia. Quindi si tocca tutto. E quindi? Andiamo, va. Continuiamo la nostra ricerca oppure ci fermiamo lì, che dici? Non lo so, mi comunque- sembra troppo, non lo so. Che dici? Possiamo. Se questo si leva posso guardare. Scusa. L'occhiale se No, Perché no. Mario- No, mi sembra troppo. Troppo fotomodello, diciamo. Sì, ma che ti tocchi i capelli 3 ore. Niente. La Allora, si beh, atteggia è un bel tutto. ragazzo, però Si atteggia tutto. si sente Andiamo troppo avanti, va. tu. Continuiamo la nostra ricerca.
sì. Ma secondo me questo ha più di 20 anni, che dici? Però è carino. Possiamo provare a guardarlo di nuovo per inquadrare al ragazzo che ha visto Elisabeth, che sarebbe questo ragazzo con magliettina bianca e il marsupio messo a tracollo, come vedete, capelli corti. Possiamo per il momento inquadrando per eventualmente effettuare la scelta. Non abbiamo ancora deciso, Elisabetta non ha ancora deciso, si spera in serata di trovare questa anima gemella. Già ne abbiamo visti due. Uno però era troppo narciso, vero? Esatto. Non mi piaceva tanto. Troppo Si ammodellato. sentiva tutto, sì, ma levati di qua. Tipo guardate qua, guardate là. Sembrava più lui la ragazza. Che bei capelli. L'altro era carino. Quello con la magliettina bianca. Sì. Però inganna la faccia. Secondo te quanti anni può avere? Secondo me un 18-19 anni. No, secondo me è più vecchio. 20 Ma anni. se tu vuoi, se tu sei decisa, Sì. devi fare attenzione. Se tu sei decisa noi ci andiamo e gli andiamo a chiedere se lui è fidanzato o è single. E quanti anni ha però? E quanti anni ha Se ha soprattutto. meno di me no. Se ha meno di 26 anni o 25 anni, niente. Se ha un 24 anni va bene, dai, 2 anni di differenza Vabbè. non fa caso. E allora facciamo una cosa. E allora tu ci aspetti qui, Aspetta. noi andiamo lì, Chiedi tutto. glielo chiediamo. Se lui innanzitutto è fidanzato o è single. Se è single e ha più di... Se ha 24 va bene. 24 io va ne devo bene. fare 26. Esatto. Quindi se ha dai 24 a salire, se ha meno di 24 No, troppo piccolo no. Esatto. E innanzitutto deve essere anche single. Bravo, giusto? questo. Ok, Ok. vabbè. Allora io ti aspetto Allora, tu aspettami qua, che noi andiamo da questo ragazzo, Ok, ok? devi dire pure il nome. È logico. Ok, amici, venite con me. All'avventura. Forse abbiamo trovato l'anima gemella di Elisabetta. Forse, bisogna vedere se è single o è fidanzato. E soprattutto quanti anni c'ha. Io sono Alberto di Strano Amore Siciliano. Come ti chiami? Alessandro, Scusa Alessandro, ti posso fare alcune domande? Vieni. Allora, ascolta, innanzitutto quanto sei alto? 1,80, 1,80, perfetto. E quanti anni c'hai? 20. 20 anni? Perché noi stiamo facendo un gioco, stiamo facendo il gioco del colpo di fulmine. Sì. E praticamente cercavamo un ragazzo che si era scelto una ragazza che aveva scelto te, però un piccolo problema è che c'hai 20 anni, Perché è un problema? perché dovrebbe avere dai 24 in su. Allora non posso partecipare. Vabbè, Grazie se lo dico che ne ho 25, che cosa cambia? Ti capisco, però deve essere la verità. Purtroppo. va bene. Ok? Ti ho detto che ti chiami? Alessandro. Alessandro, comunque complimenti. Grazie. Ciao. Troppo peloso. No. Da lontano sembrava carino, da vicino no. Troppo veloce. Che brutto. No,
I peli non ti piacciono a quanto pare. Sì, però troppi, dai. Allora, ti vuoi mezzi depilati perché... No. No, ho visto soprattutto quando hai guardato a quello che capelli non ne aveva. Per cui dovresti essere un pochettino negata per i peli, calcolando. No. Peccato quel ragazzo, mannaggia. 20 anni troppo piccolo. No, dai. Già comunque ci stava, perché appena l'ho chiamato non Subito. Subito. Dai. È saltato, sì, subito, vengo. Dico, quanti anni hai? 20. Ci ha detto quando sei alto 1,80. Buono, dai. Come ti chiami Alessandro? Quanti anni? Quanti anni hai? 20 anni. Non- Ah. Cioè perché? È perché ne dovevi avere magari 24. E se dico che ne ho 25? No. Purtroppo ci ho detto qua dobbiamo dire la verità. perché- Sì. Guarda, dai un'occhiata qua. Aspetta. Ma insomma, senti, gira, non lo vedo bene. Questo come ti pare, visto che hai settato il video? Io questo sto guardando. Te che... Solo che non lo so. Maria si tocca i capelli pure questo. Minchia, ma allora fissazione. È fidanzato alla fedina. Ah sì? Sì, guarda. A mano sinistra d'argento era la fedina. Mano sinistra? Sì, l'ho visto. Ecco. Fidanzato, vero? Vero, sì. Allora andiamo, dai. Vabbè, quando... Proviamo. Lo fai provare? Così Proviamo? spiaggia? Proviamo. Sì, Eventualmente proviamo tiri le sto scarpe. Sì. Già non ho capito. E allora? Ah, qua senza dubbio c'è più scelta. Sì. Allora, prendiamo di qua. Di qua. Già lo capiscono comunque. Vabbè, noi ci stiamo facendo una passeggiata. Infatti, ci stiamo guardando. Esatto. Anzi, ora nascondo il microfono e tu... Ok. Va bene? Ok. Allora, Maurizio, nascondo il microfono. Oi 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 oi. Oi 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 oi. Oi 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 oi. Oi 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 oi. Oi 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 oi. Ah, yes ah. Pantaloncino a fiori, guarda. Brutto, ma perché me li scegli tutti? Non è che posso io sapere benissimo. Orrendo, no, Questo orrendo, non mi piace tanto. Vabbè. Ok, usciamo allora? Sì. Allora, usciamo e continuiamo la nostra ricerca fuori. Ah, yes ah. Oh yeah.